E tra una pubblicità e l'altra cominciamo noi alla Catalla alle 12 puntuale, come no? 12 e 13 minuti in questo momento. Che è sta musica? Senti, che è? No, scusa, sto per andare a girare. Ah, ti stai cominciando ad abituare all'ambiente cinematografico, no? Ah, ecco, tutte musiche da film. Voglio dire, no? E perché voi adesso lo sapete, no? Cristiano oggi conduce insieme a me l'ultima puntata di questa edizione di Alla Catalla per quanto lo riguarda, perché poi io martedì comunque ritorno insieme a Claudio Fallica. Perché? Perché lui se ne va a fare il cinema, va a fare l'attore, va a fare un paracadutista. Va a fare una parte in un va film, a fare un paracadutista, insomma, insieme a Gianmarco Tognazzi. Lui si chiamerà Gianfranco. Sì, pensate un po', Gianfranco. Intanto oggi lo studio si è popolato ancora di amici. C'è uno con la telecamera qua che mi... Intanto con la telecamera, perché ovviamente si è fatto il conto Tony Etna, dice: ma non credo che Cristiano mi diventa famoso, mi vince un Oscar, almeno c'ho le immagini dell'ultimo Cristiano prima che diventasse un divo. Ecco, giustamente, ci vogliono i soldi però. Pensate che adesso beve solo quest'acqua qui, semplice, tanto per, ma quando diventerà un divo, chissà quale acqua berrà, direttamente forse l'acqua do baccalaro, chi lo sa. Schifo. Perché l'acqua do baccalaro è una cosa importante. Ma che schifo. No, per dire. In ogni caso ci sono anche Lisa che arriva direttamente da Mineo. Sì? Buongiorno. From Mineo. È parente di Capuana? No. Conosce Capuana? È contenta che Capuana sia nata nel suo paese, signora? Tantissimo. Quanto è bella questa canzone, Is This Love di Bob Marley. Chi è? C'era telefonata. Vabbè, pronto? Pronto, signor Cristiano, buongiorno. Chi è? Se riesce a sentire. Aspettiamo, vediamo di ripristinare lì. Ecco, aspetta, vediamo di collegarci un attimo con qualcuno che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Niente, non riusciamo a fare la telefonata oggi. C'è sempre qualcuno che... Vabbè, pazienza. Allora, che dici? Riuscirò a passarla sta telefonata? Pronto? Pronto? Mi sente? Ecco, ora sì. Lei è più consumato di me. Ora sì. Come sta? Non preme il bottoncino. Io ho premuto più volte, però non riuscivo. Per la canzone, se la può rimettere magari in sottofondo. Sì, Is This Love di Bob Marley, le piace? Aspetta, io la rimetto subito così. Mi ha riconosciuto? Lei è come Arcibaldo, è da tanto che non la sento, come mai? Mi facevo sentire, ma insomma l'ho ascoltato in silenzio. Lascio spazio a quella zaurda di Nunzia. No, non è assolutamente zaurda, sta scherzando, non è zaurda per niente. Che ascolta anche, voglio dire, sono liberi, ci mancherebbe, le radio si chiamano libere per questo motivo. È sempre che vivi, sì. Bere acqua fa bene perché aiuta la diuresi, stimola la circolazione, fa dimagrire. Ecco, qui lo sta cantando. Momento di pubblicità. Anche Cristina che dice auguri anche a voi di buona Pasqua. Salutiamo anche Ivana che ci sta ascoltando, e poi Elisa, Nico Negretti, lo salutiamo. No, pure Nico, grande sì. Nico. E poi c'è anche Milena, l'abbiamo detto, Milena e Francesca che ci stanno ascoltando, eppure Stefania. Basta, insomma, un sacco di gente, ragazzi, ma quanti siete? Troppo ma guarda gentili, quanti messaggi buoni. Ci sono qui. C'è pure Peppe Germano che è arrivato qua e... Sì, sono qua. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno, cerco il signor Cristiano Di Stefano. Chi è? Buongiorno. Signor Cristiano Di Stefano, per favore, grazie. Sono io, chi è? Lei? Sono Cardolli da Milano. Chi? Cardolli. Chi è Cardolli? Sono produttore cinematografico. Cardolli, buongiorno, mi dica. Ho dica. saputo che lei fa attore, insomma, volevo coinvolgerla in una produzione che sta facendo qui a Milano. Se ne può parlare, che giorno è? Ma come che giorno è? Un film, lei dovrà salire qui a Milano, ne parleremo perché vorremmo fare il protagonista proprio a lei. L'abbiamo vista soprattutto in quel programma lì, come si chiama? 8 e mezzo? 7 e mezzo. Pensavo 8 e mezzo come il film di Fellini. No, 8 e mezzo. 7 e mezzo. Senta, se lei sale a Milano magari ne parliamo, perché vorremmo... Mi dica di che film si tratta. Si chiama Il Calamaro Assassino. Calamaro Assassino. Mio ultimo giorno di Alla Catalla. È stato bello, grazie a tutti. Ma siamo troppo vicini, mi fa impressione, sta telecamera mi sta vicina.
grazie a tutti voi. Ci vediamo presto, vi lascio nelle mani di Claudio Fallica, ma io ritorno presto. Aspettatemi, mi raccomando, Mi aspettate? Sì, no. Bentornati dalla Catalla. Bentrovati. Fammi salutare subito Luisa che dice a Tony non posso venire, lo sa, Tony è qui, non puoi venire. Salutiamo anche Alfio Rufino che ci fa gli auguri, fa anche in bocca al lupo a te per il film. Salutiamo Agata da Ramacca, ciao Agata. Poi Marisa che dice c'è una Marisa di Mineo, piacere, Marisa da Catania. Sì, c'è Elisa, voleva salutare tuo marito, volevi salutare. Come si chiama? Francesco. Ciao Francesco. Ciccio De Meneo, così si chiama, Ciccio De Meneo. Buongiorno. Com'è andata? Buongiorno. Bene? Guarda bene. Sì, sta zoppicando. Era una truffa. Ma come era una truffa? Era una truffa. E lei crede così? Ma hanno detto che giravo il film, invece era una truffa. Si è presentato al casting? Mi ho presentato, è stato là, dopo tutte 2 ore, ha fatto il provino, ballavo, facevo la ballerina sciangata. Ecco. Questo grande film colossale. Ma che le hanno detto di fare? La ballerina sciangata. Ma quale scena ha fatto? Mi racconti? Si faccia un plié. Sì. Ci si faccia una quarta. Ecco. Sì, veramente c'è una prima spatta scassa. No, una quarta sono delle mosse di danza classica, delle pose, delle. Mosse, chiedo come ci resti ora per ogni dombolone che ti scippa la testa non già finisce tutte queste cose. Ma lei davvero se ne va? Sì. È triste, è un po' triste lei oggi. Sono un po' triste, signor Cristiano. Sì, perché? Perché lei ora ci mancherà. Grazie. Ma perché sono un cristianazzo da falle che mi piace molto. Venga che le uno piglio, mongino tutti ignori. No. Che come Paninapolo, tutto un pezzo. Ma che cosa? Come a lei, certo. Un chilo almeno mi arrecrio, ma parlare di cucina. Le faccio toccare una cosa. Parliamo da Faviane, di Cicera, Bagnapane, da Pompettore. Ma che? Ma come lei giudizia? Ma che ha fatto da plastica, da polistirolo? Ma come l'ha certo, mangia dei mingati? Ma come? Uno che tocca non pare manco vivo. Aspetti che gliela faccio risentire, aspetti. Ma che cos'è? Aspetti, tocchi. Ma cielo. Tocchi di più adesso. Ora ma che fa? Sta punci? Ma dopo che unghie niente ne esce, acqua ci sarà qui. Ma lei sicuro che c'è un sangue con dei vini, signor Cristiano? Signor Cristiano, ci auguri in bocca al lupo, mi raccomando, oggi che in questo ambiente del cinema ci sono un bugno da rannoleate. In che senso? Nel senso che sono toccate da rannola, stia attento perché capace lo chiamano, ci fanno fare il secondo del Love Bot. Cristiano, le ultime parole famose. Le ultime parole, aspetta che mi tocco, le ultime parole. Mi stanno facendo ore. Ciao belli, innanzitutto un caro abbraccio a Cristiano che mi mancherà tanto. Ciao Vivi. Vorrei essere Rossello O'Hara, tanto bella e combattiva, un bacio dalla vostra Liliana. Ciao Liliana. Sì, Rossello O'Hara di Via Colvento. Dopo tutto domani è un altro giorno. E lui la guarda e gli dice onestamente me lo stai a fottare. No, gli dice francamente me ne infisso. Francamente me ne infischio. No, pensavo onestamente me lo stai a fottare. Beh, detto dalle nostre parti così, no? Salutiamo tu riporto, dice visto che va a fare il cinema, perché non gli racconti la barzelletta di Zero del cinema? Oh direttore, buongiorno, c'è il direttore. Angelo Micale, così vediamo che in realtà non dorme, non vive con la cuffia in maniera perenne, nel senso che ogni tanto se la leva. Ciao direttore.